L'hub di Bagnoli è chiuso, non c'è più nessun migrante, è la fine di un incubo durato 3 anni, qui non c'è più nessuno. La voce quasi incredula del sindaco Roberto Milan annuncia qualcosa che poco più di un anno fa, quando i richiedenti asilo a Bagnoli di Sopra erano arrivati a quota 1000, sembrava impossibile. Il centro profughi più grande della provincia di Padova non esiste più. Da qualche tempo in questo paese di 3.600 abitanti si erano accorti che nell'hub di San Siro c'era aria di smobilitazione, ma mai avrebbero pensato ad una soluzione così rapida. Comunicazione ufficiale non ne ho ricevute, ho chiamato in prefettura ma il prefetto non c'era, ecco, ma gli operatori qui dentro mi confermano che non c'è più nessun migrante e loro stessi sono già destinati in altre località. Ma questa mattina hanno fatto uscire gli ultimi 6 migranti, ecco, ma erano giorni che vedevamo diverse uscite, ecco, ma non ci aspettavamo effettivamente proprio l'azzeramento totale di tutte le persone che erano qui nell'hub. A meno di 20 chilometri di distanza da Bagnoli di Sopra c'è Cona, l'hub più grande della provincia di Venezia, tanto che qualcuno aveva finito con ribattezzare l'area il distretto del profugo, ma ora per questo paese della bassa padovana, finito suo malgrado in prima linea nella gestione profughi in Veneto, l'accoglienza diffusa in cui sono stati redistribuiti gli ultimi migranti rappresenta un insperato ritorno alla normalità. È ritornata la tranquillità di un paese di campagna, ovviamente sempre con i propri problemi, con soluzioni da ricercare, però finalmente senza il peso del flusso di immigrazione della provincia di Padova sulle spalle.